Ciao a tutti, oggi come consigliere regionale del Movimento 5 Stelle abbiamo certificato una petizione che è stata depositata in Consiglio regionale per la chiusura della cokeria, che è una delle aree della Ferriera che è maggiormente inquinante. Abbiamo consentito così di depositare una petizione che raccoglie più di 10.117 firme dei cittadini, che chiede il rispetto dei limiti di legge e la tutela della salute dei cittadini di Servola, ma di tutta Trieste. In realtà la chiusura della parte a caldo non porterebbe a delle ricadute negative sui livelli occupazionali, perché il piano industriale di siderurgica triestina prevede già la costruzione di un laminatoio e lo sviluppo della logistica, per cui non metterebbe più in contrapposizione il diritto alla salute e il diritto al lavoro. Quello che manca è solamente la volontà politica di far rispettare veramente i limiti di legge e di dare un indirizzo all'industriale che è venuto qui ad insediarsi. Però, come sempre succede ultimamente, purtroppo la politica è subalterna a quello che è l'imprenditore, che naturalmente farà i suoi interessi.